Indipendenza del Veneto, la questione torna in commissione, ma il governatore del Veneto Luca Zaia ha già detto non si tratta della pietra tombale per il provvedimento. Vediamo. Quando scocca a mezzogiorno, l'ex presidente del Veneto Giancarlo Galan affida a Twitter un messaggio che chiede coraggio al Consiglio regionale. Si voti la legge sull'indipendenza. E mentre sta per iniziare la seduta, tocca a Luca Zaia battezzare la sterzata indipendentista. Si parte da un diritto cogente che è quello dell'autodeterminazione previsto dalla Carta delle Nazioni Unite e che è un diritto, come si dice in giurisprudenza, erga omnes, no? Vale per tutti i popoli. Del resto, se guardiamo l'Europa, è già accaduto in molte parti d'Europa. Presidio di Leoni di San Marco e di bandiere alla salute, mentre a Palazzo Ferrofini i dirigenti del movimento indipendentista fanno pressing per il via libera al referendum consultivo. Chi si oppone a questo referendum, che è un atto di democrazia, viola patentemente, gravemente, spudoratamente la Costituzione italiana. Noi vogliamo semplicemente sentire cosa la gente pensa, non è che domani mattina, una volta votata questa legge, abbiamo l'indipendenza. Si chiede la consultazione per sentire cosa ne pensano i veneti. Credo che la volontà popolare sia il presupposto di tutto. Non si vuole imporre nulla a nessuno, si vuole semplicemente mettere i cittadini nella condizione di decidere il loro futuro. Indipendenza, questione giuridica, certo, ma soprattutto politica. L'Italia è una indivisibile e c'è chi fa notare che i costituzionalisti interpellati sono scettici sull'indizione del referendum. Si sta profilando un rinvio in commissione in attesa che questa commissione di esperti formulino un parere che sia un parere costituzionalmente stabile, che sia praticamente possibile leggerlo ed applicarlo. Per votare una cosa del genere dovrebbero votare tutti gli aventi diritto e per noi tutti gli aventi diritto sono gli italiani e non solo il popolo residente in Veneto. Siccome Zaia si rende conto di non aver dato una risposta ai problemi reali del Veneto, si inventano un referendum impraticabile, incostituzionale, che non cambia la situazione del Veneto. Insomma, il Veneto deve diventare oppure no una repubblica indipendente e sovrana? Il professor Mario Bertolissi suggerisce intanto di affidare a un sondaggio d'opinione l'accertamento della volontà dei veneti. Giustizia ha chiuso le sezioni distaccate di Chioggia, San Donà di Piave e Dolo. In questi comuni apriranno sportelli per limitare